L'infortunio di Romelu Lukaku rappresenta un ostacolo importante per il Belgio nella corsa alla qualificazione per il prossimo mondiale. L'attaccante del Napoli dovrà restare fuori dai campi per almeno 3 mesi, costringendo la nazionale belga a fare a meno del suo contributo. In conferenza stampa, il commissario tecnico ha parlato della situazione, facendo un paragone con quanto accadde a Totti ai tempi della Roma. Il nostro obiettivo è riaverlo a disposizione il prima possibile, ma dobbiamo considerare che potrebbe non essere utilizzabile durante tutto il percorso di qualificazione. Quando ci siamo parlati, si è mostrato fiducioso. Ha un atteggiamento positivo e sta già lavorando alla riabilitazione. Credo che abbia fatto la scelta corretta. A questa età, un intervento chirurgico avrebbe potuto comportare tempi di recupero ancora più lunghi. Totti visse qualcosa di molto simile con la Roma. Rudi Garcia ha poi aggiunto: cercheremo di raggiungere l'obiettivo anche senza di lui, anche se ogni tanto verrà a farci visita. La sua assenza non influenzerà troppo il nostro stile di gioco. Lukaku salterà sicuramente i prossimi impegni contro Liechtenstein e Kazakistan, e con ogni probabilità anche le sfide contro Macedonia del Nord e Galles. Contro squadre che si chiudono e ripartono in contropiede, come spesso accade in Belgio, avremo tanto possesso palla. I nostri attaccanti dovranno muoversi bene e occupare le zone giuste del campo. Lo abbiamo già fatto in passato, ma ora dobbiamo dimostrare di poter segnare anche senza Lukaku. La qualità per riuscirci non ci manca, appunto, nonostante l'assenza pesante di Lukaku. Lo staff tecnico belga è fiducioso nelle alternative presenti in rosa. Giocatori giovani come Openda, De Ketelaere e Trossard avranno ora l'opportunità di dimostrare il proprio valore in un contesto internazionale ad alta pressione. Abbiamo un gruppo talentuoso e competitivo, ha detto il CT. È il momento per alcuni di loro di assumersi maggiori responsabilità. Il calendario delle qualificazioni non lascia molto margine d'errore. Con sfide decisive all'orizzonte, il Belgio dovrà trovare subito un nuovo equilibrio in attacco. Non possiamo permetterci di aspettare. Ogni punto conta, ha sottolineato Garcia. Il nostro obiettivo resta quello di qualificarci direttamente, senza dover passare dagli spareggi. La preparazione delle prossime partite si concentrerà sull'efficienza offensiva e sulla gestione del possesso. Senza un punto di riferimento fisico come Lukaku, sarà fondamentale muovere velocemente il pallone e sfruttare la tecnica degli esterni. Lavoreremo su schemi offensivi più dinamici e imprevedibili, ha aggiunto il tecnico. In difesa, invece, la squadra sembra più solida rispetto al passato. Con giocatori esperti come Vertonghen e Tielemans a guidare il gruppo, l'assetto arretrato dovrebbe garantire stabilità. Dovremo essere compatti e concedere il meno possibile, soprattutto contro squadre che vivono di ripartenze, ha spiegato ancora Garcia. Anche il gruppo squadra sembra unito e determinato. Lo stesso Lukaku, pur non potendo scendere in campo, ha promesso di restare vicino ai compagni e di supportarli moralmente. È un leader, anche fuori dal campo, ha dichiarato uno dei vicecapitani. La sua presenza, anche solo nello spogliatoio, fa la differenza. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.